Iniziamo la Santa Messa con il canto Il Signore è la luce, numero 215. Il Signore è la luce che vince la notte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è l'amore che vince il peccato. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la pace che vince la guerra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Il Signore è la vita che vince la morte. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi, Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, siamo nella casa di Dio, lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni bene, che oggi hai manifestato al giusto Simeone il Cristo, luce per rivelarti alle genti, ti supplichiamo di benedire questi ceri e di ascoltare le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni e con inni di lode guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine, per Cristo nostro Signore. E insieme lodiamo e glorifichiamo il Padre
la Santissima Trinità. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alleluia, 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 alleluia. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi doni la sua pace. La pace che il Principe della pace, Gesù, vuole donare a ciascuno di noi oggi, in questo giorno speciale di festa, nella presentazione di Gesù al Tempio. In questo giorno di festa siamo lieti di accompagnare con la preghiera tutti i religiosi e le religiose che festeggiano la loro consacrazione al Signore, perché con la loro vita testimoniano la bellezza della fraternità e della condivisione, segni profetici di una ordinarietà, una vita quotidiana imbevuta, diremo così, di straordinarietà. Sono uomini e donne che ogni giorno nella loro comunità e secondo il proprio carisma testimoniano la bellezza di appartenere a Cristo e condividendo le gioie e le fatiche della propria vita e dell'umanità intera. Come Simeone e la profetessa Anna, nel rispetto della legge e con fede grande, anche noi siamo chiamati a riconoscere nel bambino Gesù il Salvatore del mondo, accogliendolo ogni giorno nella nostra vita,
come fosse la prima e l'ultima volta. Non possiamo abituarci a questo mistero che si realizza e si compie ogni giorno. Siamo veramente invitati a vivere questo incontro con Lui, nonostante le nostre fatiche, nonostante le nostre fragilità, i freni inibitori che possiamo avere anche noi, perché siamo abituati. No, non possiamo abituarci alla realizzazione, al compiersi di questo mistero che è la presenza di Gesù nella nostra vita. E non possiamo fare sempre le stesse cose come abbiamo sempre fatto. Non è possibile. Dobbiamo veramente farci aiutare anche dai segni che la liturgia ci dona. Questa liturgia della luce, della festa. Oggi abbiamo voluto accendere tutte le luci di questo santuario proprio per dare questo significato, per dire che Cristo Gesù è la luce del mondo. È la nostra luce e noi vogliamo riflettere questa luce e donarla, trasmetterla, come hanno fatto questi due vegliardi, Simeone e Anna. Simeone che ha atteso tutta la sua vita per questo momento. Tutta la vita di Simeone era in vista di questo momento. E quando arrivano al Tempio, Maria e Giuseppe con il bambino in braccio, lui vede in lui il Messia. E quindi chiede di poterlo prendere tra le braccia. Che meraviglia, è commovente. Questo vecchio, questo anziano, che prende in braccio il bambino e prega come la Chiesa ci insegna a pregare al termine di ogni giornata. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. È un inno meraviglioso. Dopo aver incontrato il Signore, questo anziano, questo vegliardo non ha bisogno di altro, allora può andare in pace, perché ha visto il Signore, perché l'ha preso tra le braccia e diventa per noi veramente il segno di una presenza straordinariamente grande. Gesù, il Signore della nostra vita. Ma nel Tempio c'era anche una anziana, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Aveva vissuto con suo marito per 7 anni, ci dice il Vangelo, e non si staccava mai dal Tempio. Anche lei, vedendo questo, ha cominciato a parlare di Gesù Cristo, a narrare, a raccontare Gesù. Chi è Gesù? Ma che meraviglia! Anche noi allora, cari fratelli e sorelle, siamo invitati a far ciò, a testimoniare, a raccontare ciò che Gesù è per noi. Se il Signore Gesù è una persona viva, è il vivente, è colui che guida la nostra vita, è la luce dei nostri passi, è il pane della nostra vita, è la parola con la quale vuole dialogare con ciascuno di noi, è il principe della pace, è il Signore che noi desideriamo, che noi cerchiamo, sì. Ecco, i discepoli quando hanno cominciato a seguire Gesù, no, dopo essere stati invitati da Giovanni Battista, e lui l'agnello che dovete seguire, si sono messi a seguirlo e Gesù si è voltato chiedendo: chi cercate? E poi questa domanda al mattino di Pasqua: donna, chi cerchi? Comprendiamo che cosa? Che la nostra vita cristiana come è un invito, secondo il Vangelo di Giovanni, a cercare questo Signore. Ma per poterlo cercare abbiamo bisogno del desiderio. Abbiamo bisogno di desiderarlo, e allora se lo desideriamo lo cerchiamo. E dove lo troviamo? Sì, al Tempio, qui in santuario, in qualsiasi chiesa presente nell'Eucaristia, ma in modo particolare nel pane dell'Eucaristia che consacriamo, certo, nella parola che proclamiamo, certo, ma anche in ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere segni visibili di questa presenza di Dio che abita la nostra vita. E quindi ci incontriamo per celebrarlo, ci incontriamo per ringraziare il Padre per il dono di questa grandissima presenza che è il Signore della nostra vita, e lo vogliamo dire a tutti come Anna. Ecco allora l'invito, cari fratelli e sorelle. Ecco, fra poco
inizieremo il tempo di Quaresima fra qualche settimana e riprenderemo il cammino penitenziale per celebrare poi la Pasqua e poi tutte le solennità che vengono dalla Pasqua del Signore. Ecco un invito quindi, cari fratelli e sorelle, a stare sempre, si dice così oggi, sul pezzo, a stare sempre, a essere sempre desti e presenti con Gesù, nostra via, verità e vita, Lui la nostra forza, Lui il motivo della nostra gioia. Nonostante tutto noi siamo gioiosi perché Lui è la nostra gioia, Lui è la nostra vita, Lui è la nostra pace. Amen. Nella presentazione al Tempio del Signore nostro Gesù Cristo celebriamo il mistero di luce e di vita del Salvatore. Rivolgiamoci al Padre dicendo insieme: Signore nostra luce, ascoltaci. Signore nostra luce, ascoltaci. Perché la Chiesa sappia rinnovare la sua appartenenza a Cristo e possa annunciarlo a tutti i popoli, preghiamo. Signore nostra luce, ascoltaci. Perché i governanti e i responsabili delle nazioni lavorino insieme per promuovere e garantire il bene comune, preghiamo. Signore nostra luce, ascoltaci. Perché il popolo ebraico attenda e incontri il consacrato di Dio attraverso la fedeltà all'alleanza e l'obbedienza alla parola, preghiamo. Signore nostra vita, ascoltaci. Perché i religiosi e le religiose siano testimoni e annunciatori della presenza del Figlio di Dio nel mondo e della sua venuta nella gloria, preghiamo. Signore nostra luce, ascoltaci. Perché ci lasciamo guidare dallo Spirito e ci prepariamo all'incontro con Gesù nostro Signore, preghiamo. Signore nostra vita, ascoltaci. Padre, ascolta la preghiera che la tua famiglia ti rivolge, celebrando la festa dell'incontro dell'umanità con Gesù che tu ci hai mandato e che è il nostro liberatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli è il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino frutto della vite e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli è il Signore. Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia di famiglie radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. E alziamo in piedi. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre,
come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia, per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio, è proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi, esultanti, andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre. Ed è giusto che ogni creatura Ti lodi, per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò. Lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la Tua morte, Signore. Proclamiamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria, Ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del Tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E come figli del Dio della pace ci scambiamo un gesto di comunione fraterna. La pace sia con voi. E col tuo spirito. La pace. E col tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.
Canto di comunione numero 317, O luce radiosa. O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo Signore immortale, sei tu che rischiari, sei tu che riscaldi. O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo Signore immortale. Sei tu che purifichi, sei tu che consoli. O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo Signore immortale. Sei tu che dai vita, sei tu che risusciti. O luce radiosa, eterno splendore del Padre, Cristo Signore immortale. Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia, prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, vi custodisca, vi protegga sempre Dio l'Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi chiedo una preghiera per tutti i consacrati oggi nella loro festa. Anche qui a Gemona abbiamo tanti consacrati, oltre ai frati, le suore missionarie francescane del Sacro Cuore di Gesù e la Casa Madre, quindi una preghiera per loro, ma per tutti i consacrati, perché possono nelle loro... e i padri stimatini anche, sì, giusto, bravissimo. Quindi perché possiamo veramente essere fedeli alla nostra vocazione anche con tutte le fatiche che ci possono essere, le fragilità che ci possono incontrare e vivere. Quello che è importante è essere per noi fedeli al Signore. E ora su tutti voi la benedizione è già data. A tutti quanti buona festa della presentazione di Gesù al Tempio e buona settimana. Grazie. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, le candele sono a disposizione, le potete prendere e accendere anche a casa quando avete piacere. Sono segno, simbolo della presenza di Gesù, luce del mondo. Facciamo il canto Ave Regina Celorum, numero 56. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux extorta, gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa, Valeo valde decora, et pro nobis Christum exora.
Nessuno che canta, niente. Muti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, il Signore sia con tutti voi. Miei fratelli, oggi con la Chiesa celebriamo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, secondo la legge di Mosè, scritta nel Levitico. 40 giorni dopo il parto avveniva la purificazione della madre e la consacrazione a Dio dei primogeniti che erano riscattati con l'offerta di piccoli animali in ricordo della liberazione di Israele dalla schiavitù di Egitto. Maria e Giuseppe, obbedienti alla legge di Mosè, portano Gesù al Tempio e lo offrono al Padre. Così il Messia alla partenza annuncia già la salvezza che è venuto a portarci per celebrare degnamente questa Eucaristia che diamo al Padre, che ci prenda come siamo, con le nostre situazioni difficili, con i nostri problemi, e ci conceda il suo perdono. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, l'Eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio, fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te, purificati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate,
è l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, le vostre fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, le vostre fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Il Signore nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Dalla lettera agli Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo allo stesso modo ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia. Alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio,
che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Signore della gloria. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo. Anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, oggi la Chiesa ricorda questo fatto della vita del Signore Gesù. Gesù, dopo 40 giorni dalla nascita, secondo le indicazioni mosaiche, è portato a Gerusalemme ed è offerto al Signore. Però, a ben vedere, l'interesse di Luca che scrive, è solo lui, Luca non è interessato con i riti che sono comandati. Lui è invece con gli occhi puntati su Gesù che entra per la prima volta nel Tempio di Gerusalemme. Luca vede in questo avvenimento avverarsi l'annuncio del profeta Malachia, e Malachia diceva: «Ecco, verrà nel Tempio il Signore, quel Signore che voi cercate. Ecco, viene l'angelo dell'alleanza che voi sospirate». Ed è proprio nel Tempio il luogo più sacro della nazione ebraica che Dio interviene per dare un nuovo corso a tutta la storia. La presentazione di Gesù al Tempio noi la celebriamo come mistero gaudioso, mistero, ma non è un mistero gaudioso, è invece un mistero doloroso. Maria presentò a Dio il figlio Gesù e lo offrì al Signore. Noi sappiamo che ogni cosa che si dà comporta una privazione e ogni privazione è motivo di sofferenza. Comincia così il mistero di sofferenza della madre, che raggiungerà il suo culmine ai piedi della croce, quando Maria accoglierà il sacrificio del figlio suo morto sulla croce per la salvezza di tutti. C'era in Gerusalemme, dice Luca, un uomo giusto e timorato di Dio,
che si chiamava Simeone, quest'uomo aveva ricevuto dallo Spirito Santo una rivelazione personale che non avrebbe visto la morte senza prima aver visto il Messia che era stato annunciato e promesso. Al vedere Gesù in braccio alla madre, Simeone, che si incontra con loro nel Tempio, riconosce in quel bambino il Messia atteso e comprende che la lunga attesa per lui era compiuta. Prendendo fra le braccia quel bambino, Simeone esclama: Signore, ora lascia che il tuo servo vada in pace. Ora, secondo la tua parola, come i miei occhi hanno visto la tua salvezza, è compiuta anche per me la promessa. Vecchio Simeone può ora riunirsi ai suoi padri, perché i suoi occhi hanno riconosciuto in quel bambino la salvezza promessa a Israele. E lui, il Messia, è luce per la salvezza delle genti e gloria per il popolo di Israele. Dopo aver benedetto i genitori, Simeone consegna alla madre una duplice profezia. Questo bambino sarà segno di contraddizione per molti in Israele. Sarà motivo di rovina per chi non lo accoglierà, risurrezione e vita perché lo accoglierà. E anche alla madre una spada trafiggerà l'anima, così anche lei, la madre, sarà associata alla sorte del figlio, il Messia Salvatore. Allora, di fronte a questo fatto che celebriamo con la Chiesa, ecco il nostro pensiero in riferimento a queste figure di Simeone e anche di Anna che non abbiamo ricordato. La Chiesa di Oriente, nostra sorella, chiama questa festa della presentazione di Gesù al Tempio il sacro incontro con il Signore. Che cosa può dirci questa espressione? Celebrando allora questa festa, siamo invitati anche noi a considerare, io direi con la nostra fede, il nostro futuro e a pensare come potrà essere il nostro incontro con il Signore, perché così è promesso. Nessuno ha mai visto Dio, dice Giovanni nel prologo. Nessuno ha le condizioni per poterlo vedere, ma Giovanni nella sua prima lettera dice che lo incontreremo quel Dio un giorno e lo vedremo come Lui è. La nostra immaginazione non ci aiuta nulla in questo, ma è la fede che ci viene incontro e quell'incontro sarà sicuramente sorprendente per noi che crediamo a questo Cristo Salvatore. Per evitare sorprese, miei fratelli, fin d'ora cerchiamo di coltivare questo incontro, la preparazione di questo incontro con il Padre e quindi il suo abbraccio paterno in quel giorno
sarà anche per noi il principio della nostra beatitudine e in questo speriamo. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, singenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Miei fratelli e sorelle, nella presentazione al Tempio del Signore Gesù celebriamo il mistero di luce e di vita del Salvatore. Diciamo insieme: Signore, nostra luce, ascoltaci. Perché la Chiesa sappia rinnovare la sua appartenenza a Cristo e possa annunciarlo a tutti i popoli, preghiamo. Signore, nostra luce, ascoltaci. Perché i governanti e responsabili delle nazioni lavorino insieme per promuovere e garantire il bene comune, preghiamo. Nostra luce, ascoltaci. Perché il popolo ebraico attenda e incontri il consacrato di Dio attraverso la fedeltà all'alleanza e l'obbedienza alla parola. Nostra luce, ascoltaci. Perché i religiosi e le religiose siano testimoni e annunciatori della presenza del Figlio di Dio nel mondo e della Signore, sua nostra luce, gloria. ascoltaci. Per chi ci lasciamo guidare dallo Spirito e ci prepariamo all'incontro con Gesù, nostro Signore, preghiamo. Nostra luce, ascoltaci. Padre, ascolta la nostra preghiera, che la famiglia ti rivolge celebrando la festa dell'incontro dell'umanità con Gesù, che tu ci hai mandato e che è il nostro liberatore, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accollici, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia per la vita del mondo, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, tuo Figlio generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi esultanti andiamo incontro al Salvatore con l'Assemblea dei Santi, insieme proclamiamo la tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della... Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione col Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, presbiteri e diaconi, e ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti, li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti hai misericordia, doni di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Al Padre di Gesù e Padre nostro, rivolgiamo la preghiera comune. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna.
Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia, tu che gli hai dato la gioia, prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi a noi, con la forza del pane eucaristico, di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona giornata col Signore. Ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori,